è assurda, lo so, per diciamo il clima che ci sta in Italia, però possiamo dire che in Russia già ci sta una forte depressione che ha portato subito Mosca e San Pietroburgo a 14-15 gradi. Ed ragazzi, è vero perché io stamattina ho controllato e stanno a 14 gradi, 15 gradi. Io sono andato a vedere le temperature e in effetti è vero. Quindi ci sta questa circolazione di bassa pressione colma di aria fredda che potrebbe arrivare in Italia. Diciamo che se arriva in Italia, ragazzi, non dico che l'estate è terminata, ma quasi. Quindi, se la situazione andrà così, arriverà in Italia, quindi e scenderanno di moltissimi valori anche qui in Italia. Quindi avremo conseguenze sicuramente qui in Italia. Quindi questa bassa pressione, ragazzi, arriverà poco prima di Ferragosto. Quindi sarà classica burrasca in effetti. Quindi ragazzi, dopo il Ferragosto, anzi prima del Ferragosto, c'è questo arrivo di questa bassa pressione che arriva direttamente dal Polo Nord, passa per la Russia e dovrebbe arrivare anche in Europa, specialmente in Italia, perché sta camminando nel lato proprio nostro. Quindi non sappiamo esattamente che cosa succederà, anche se i meteorologi spiegano che questa bassa pressione colpirà in pieno tutta l'Italia e quindi prevedono che l'estate, come hanno detto loro, sia già finita in effetti. Perché, torno a dirvi, ho controllato Bielorussia, San Pietroburgo, Mosca, potete farlo pure voi, scrivetemi temperatura Mosca, temperatura San Pietroburgo, ragazzi 14-15 gradi, quindi già stiamo a valori molto molto bassi, quindi questa diciamo perturbazione, bassa pressione, colma di aria fredda che si sposterebbe dalla Scandinavia verso la Russia e poi verso qua, dovrebbe arrivare qua prima di Ferragosto. Quindi si presuppone che da partire da 2 o 3 giorni prima di Ferragosto, ragazzi, si arriva a questa perturbazione qui, che se tutto rimarrà invariato e le correnti rimangono così, colpirà in pieno centro anche l'Italia. Quindi addio estate. Quindi ragazzi, io la verità lo spero proprio, così finiamo con sto caldo, perlomeno a sud noi stiamo schiattando, come dico io, del calore, mentre a nord qualche goccia d'acqua l'ha fatta. Qua abbiamo dimenticato cos'è la pioggia, è fresco, non lo sappiamo più. Quindi personalmente l'estate è fatta per chi tiene i soldi, per chi sta in vacanza, quindi non faccio parte di nessuna delle due categorie io, quindi per parte mia può anche finire. Quindi ragazzi, io spero che avvenga, che poi no, tanto stiamo ballando, finiamo di ballare, però l'ho letto in varie parti, l'ho letto sul sito russo, sono andato a controllare proprio di proposito, ho detto fammi vedere se è vera sta cosa. In effetti ragazzi, andate a vedere anche voi, scrivete sul cellulare Meteo Mosca e vedete le temperature a quanto stanno. L'ho fatto mo io. Quindi questa, diciamo, questa burrasca potrebbe arrivare anche qui. Forse a Maronna che arrivasse. Forse quasi ora. Vabbè ragazzi, buon sabato a tutti. Buon caldo a me specialmente qua a Salerno. A nord forse è stato ancora un po' fresco, ma qua no. Buon sabato a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi.